certezze che il piano determinerà, si potrà infatti dare alle imprese private quelle risposte che da tempo attendono sulla gestione dei propri rifiuti e sui costi che da questa derivano. Solo con il piano approvato le amministrazioni locali potranno valutare con serenità le numerose legittime richieste che dalle imprese provengono, senza doversi preoccupare che in tale delicata materia non si prendano scorciatoie pericolose e irreversibili per il destino dei nostri territori. Ritengo inoltre che sospendere nel frattempo ogni giudizio e decisione sul rilascio delle autorizzazioni che nei mesi scorsi sono state portate all'attenzione della Regione Veneto e che hanno avuto anche un dibattito molto proficuo, molto forte, anche di estrema attenzione da parte degli amministratori di questa provincia, e mi riferisco sugli impianti di termodistruzione di Mogliano, rilevanti in ST31, ALRES e quant'altro, costituirebbe un atto di estrema chiarezza capace di rendere più sereno il dibattito sul futuro di Porto Marghera e di altre importanti aree della nostra regione. In attesa allora, e vado proprio in conclusione, di poterci confrontare sul tema della pianificazione regionale, l'amministrazione provinciale ha voluto cogliere il suggerimento dell'Eco Istituto Veneto e la rete di comitati rifiuti zero. È stata una provocazione che io ho lanciato ed è stata subito raccolta da Michele Boato e da Rete Ambiente Veneto, in quanto ci siamo incontrati qui nella sede della provincia gli aspetti legati alle procedure amministrative dell'impianto di termodistruzione inceneritore di Mogliano, e da lì abbiamo appunto dato anche un'impostazione di dire benissimo, oggi vediamo le ragioni del no, cominciamo anche a mettere il seme, la rete di ingrandimento anche su quelle che sono delle iniziative importanti che possono essere sicuramente di grande aiuto anche nella redazione del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e appunto a fondamento di questo importante strumento. Il convegno di oggi nasce così dall'esigenza di comprendere come si articola il mondo dei rifiuti speciali, con la consapevolezza che solo conoscendo possiamo gestire al meglio, rispondendo alla necessità di tutela di un ambiente sempre più prezioso e con la volontà di trasformare quello che oggi pare uno slogan in un risultato tangibile, che era forse anche lo slogan sui solidi urbani molti anni fa, che è quello di passare da rifiuto a risorsa. Grazie per essere intervenuti numerosi, nonostante sia un venerdì pomeriggio, e quindi io chiudo il mio intervento nei tempi così contingentati che ci ha dato. La parola conclusiva all'assessore Paolo Maravecchia e così andiamo a casa tutti contenti. Nonostante tutti i nostri limiti, allora il ringraziamento va ai resistenti, dico alle persone numerose anche che hanno seguito dall'inizio alla fine questa esperienza, un approfondimento su ambiti diversi, luci e ombre, chiari e scuri. Infatti il percorso non è facile, però i problemi, se non si affrontano, ti vengono addosso, e per cui devono essere affrontati anche con determinazione, cominciando il ragionamento da esperienze che già ci sono e altre ancora, molte altre ci sono, quindi è stata una selezione anche non casuale, ma comunque indicativa di approfondimenti che dobbiamo fare. Allora non si ferma qui, io credo che comunque da questa anche nostra iniziativa vi sia comunque stata un'attenzione anche da parte delle autorità amministrative superiori anche alla provincia. Io ho avuto modo di, tanto ringrazio Michele Boato e Rete Ambiente Veneto, i comitati riuniti Rifiuti Zero e quindi tutti i relatori che hanno partecipato e hanno dato il proprio contributo. Peraltro sono stati registrati gli interventi, avremo anche modo di fare contenendo le spese anche una raccolta di questi interventi per chi poi ne richiedesse un approfondimento. Dicevo, sono stato in Commissione Ambiente
URB, che è praticamente l'Unione Regionale delle Province. Il Presidente aveva ricevuto l'invito e ha apprezzato l'iniziativa, perché chiaramente la nostra richiesta è di una moratoria per quanto riguarda quelle autorizzazioni di revamping che sono state richieste, e alcune tipo SP31 autorizzate da via regionale siano in qualche modo valutate con l'attenzione che devono essere valutati questi aspetti, alla luce appunto di un piano rifiuti sugli speciali che stiamo aspettando. Dicevo, questo anche convegno è stato fatto subito dopo la consultazione elettorale, all'inizio di questa nuova amministrazione regionale. Si sono mossi anche altri esponenti trasversalmente di questo territorio per chiedere al nuovo governatore un'attenzione su questi problemi. Personalmente abbiamo fatto, dicevo, con molta umiltà anche noi la nostra parte, quindi ritengo comunque che se ci sarà un po' di attenzione anche dalla stampa il tema viene tenuto vivo, questo è importante. C'è un sistema comunque di attenzione che io ritengo molto positivo. Si deve anche cominciare ad affrontare la problematica, così come con tante difficoltà, e bisogna avere anche l'onestà intellettuale di dirlo, perché, ripeto, anche da altre aree politiche io riconosco che movimenti ambientalisti, soprattutto da metà anni 80, primi anni 90, hanno messo in moto un meccanismo virtuoso che ha portato queste esperienze che abbiamo visto poi sui rifiuti solidi urbani una raccolta importante, significativa. Siamo non indietro, ma sicuramente un po' più indietro rispetto a questo tema, va affrontato con determinazione, e quindi io veramente ringrazio i resistenti, ringrazio chi ha collaborato a organizzare questa iniziativa, e con l'invito, proprio poiché è stata fatta con pochi mezzi, ma ha ottenuto anche un'attenzione significativa, ma con molta disponibilità sia di contenuti tecnici che anche personali, di tempo e umani, di riprendere, ovviamente aprendo anche a tutti i contributi positivi sugli altri temi, perché conoscere per deliberare e tutti gli approfondimenti necessari aiutano anche le amministrazioni, e spero possano anche aiutare la politica ad affrontare appunto anche con determinazione, con la stessa determinazione degli anni 90, anche questo tema. Grazie e buon fine settimana.